Un centro operativo di formazione per la protezione civile di tutto il Veneto e oltre. Potrebbe essere questo il futuro dell'ex caserma Fincato di San Vito di Bassano, dove nel prossimo triennio dovrebbero arrivare un centro operativo intercomunale e la prima scuola continentale di protezione civile, come abbiamo già riportato nei nostri TG. Un passo in linea con la vocazione storica del nostro territorio agli interventi di protezione civile, e allora a muoversi anche l'onorevole Elisabetta Gardini, capogruppo di Forza Italia all'Europarlamento. Io sono particolarmente orgogliosa del modello che abbiamo mostrato all'Europa. È il motivo per il quale nella scorsa legislatura io sono stata relatrice del meccanismo di protezione civile, perché ci riconoscono questa eccellenza. E questa realtà di Bassano potrebbe essere un altro fiore all'occhiello di cui andare molto orgogliosi, perché adesso c'è il luogo, ci sono i fondi che arrivano anche dalla regione, anche un bel esempio di collaborazione tra diverse amministrazioni, tra diverse parti politiche. La protezione civile, anche questo di buono, unisce, è trasversale, tutti insieme per rendere i nostri territori più sicuri. Insomma, Bassano, capitale degli alpini, potrebbe essere un esempio da seguire a livello europeo.